Torneo Pietro Paolo Brucato entra nel vivo, la delegazione di Agrigento domani, giovedì, affronta la delegazione di Ragusa. È la terza giornata di questo torneo regionale, Agrigento si presenta con gli allievi a punteggio pieno con 6 punti, mentre la squadra giovanissimi ha 4 punti. Oggi c'è stato l'allenamento di rifinitura a Ioppolo Giancacchio per i giovanissimi e con noi il selezionatore dei giovanissimi Carmelo Giordano. Mister, come ha visto i ragazzi e come state preparando questa partita che è fondamentale per raggiungere la semifinale? Sì, la partita credo che l'abbiamo preparata bene, anche se abbiamo avuto delle difficoltà in quanto abbiamo avuto la sosta in queste settimane e quindi dall'ultima partita di Caltanissetta fino alla partita di giovedì abbiamo fatto 3 raduni. In 3 raduni ho potuto disporre a corrente alternata della squadra in quanto gli impegni con le società hanno fatto in modo che non potessi contare sull'intera rosa, però diciamo che i ragazzi che si sono allenati abbastanza bene, siamo pronti a disputare una grande partita, sappiamo l'importanza del match di giovedì, sappiamo che se vinciamo approdiamo alle semifinali e probabilmente il diritto di disputare la semifinale in casa, quindi abbiamo studiato nei minimi particolari Ragusa in quanto insieme allo staff l'abbiamo visionato nella prima giornata nella partita di Modica contro il Caltanissetta, quindi ci sono tutti gli ingredienti e presupposti per fare una grossa partita e sono sicuro che i ragazzi la disputeranno. State lavorando molto bene, si sta lavorando molto bene, i ragazzi rispondono quasi sempre, tranne gli impegni con le società, alle convocazioni, ma la cosa più importante, ho visto che c'è veramente un grande gruppo, i ragazzi che si vogliono bene, hanno veramente il piacere di venire a fare la rappresentativa con la delegazione. Sì, oggi nel briefing di apertura proprio dicevo questo ragazzi, che se avete il piacere di stare ancora assieme e di continuare questa avventura, tutto prescinde dal risultato della partita di giovedì. I ragazzi ormai si legge dagli occhi e, da come si comportano che vengono felici e contenti alla rappresentativa. Siamo riusciti il più quanto possibile a sensibilizzare i genitori, perché le società tra mille difficoltà dal punto di vista di personale e di allenamenti, di scuole calcio, purtroppo sono poco presenti, però diciamo che alla fine insieme allo staff siamo riusciti a fare un buon lavoro, questo lo vorrei dire a lettere chiare, a prescindere dal risultato di giovedì, a prescindere se Agrigento approda alle semifinali o meno, siamo contenti come staff del lavoro fatto, abbiamo fatto un grosso lavoro, certo se poi al lavoro vengono anche i risultati, tutto di guadagnato, però diciamo che insieme al coordinatore, al collaboratore, team manager, al medico, al presidente che ci sostiene, siamo sicuri di aver svolto un ottimo lavoro e vediamo se poi giovedì il campo ci confermerà tutto questo.